Buongiorno, benvenuti alla seconda lezione di questo breve corso di formazione sulla didattica del contatto. La didattica del contatto, ovvero apprendere le lingue attraverso il contatto transfrontaliero. Questa seconda lezione è dedicata al modello che sottostà alla didattica del contatto. La didattica del contatto, che come abbiamo precedentemente visto riguarda l'apprendimento delle lingue del vicino in una situazione di gemellaggio di classi di scuole, si sviluppa attraverso moduli che durano tra le 6 e le 8 settimane e questi moduli sono strutturati in queste 6 fasi. Queste 6 fasi sono la prima, la sensibilizzazione al contatto, e il primo contatto è un contatto virtuale. La seconda riguarda l'incontro virtuale vero e proprio, che di solito si realizza attraverso una videochiamata. La terza fase riguarda l'utilizzo della lingua in modo consapevole e controllato, la riflessione sull'esperienza di incontro virtuale e il contatto tra ragazzi che devono cominciare in modo sistematico ad incontrarsi e devono cominciare a contattarsi sistematicamente per apprendere la lingua e anche per crescere nelle relazioni. La quarta fase riguarda la sensibilizzazione al contatto dal vero, questa volta, che sicuramente si differenzia dal contatto virtuale, cioè implica dei comportamenti, degli atteggiamenti e anche una preparazione linguistica diversa. La quinta fase riguarda l'incontro dal vivo, vero e proprio, e l'ultima si torna ad usare la lingua in modo controllato in classe, a riflettere sulle esperienze e continuare a contattare i ragazzi, magari in vista di un nuovo modello di didattica del contatto che verrà realizzato magari in un altro quadrimestre, nel secondo quadrimestre. Andiamo a vedere adesso singolarmente queste fasi, ecco questi i contatti che naturalmente è molto importante che i ragazzi riescano a mantenere costantemente durante queste settimane di didattica. Allora, nella prima fase, dettagliatamente, ecco, l'obiettivo è sensibilizzare. Perché sensibilizzare? Perché quando si comincia a parlare con i ragazzi, effettivamente si capisce che non si ha un'idea chiara di che cosa sia un contatto. I contatti che i ragazzi hanno tendono ad essere contatti molto fugaci, molto legati a un discorso di comunicazione mobile, del telefono, di questi social network e si vede che c'è la necessità di andare ad affrontare con loro in modo approfondito su tutte le possibilità che stanno in una situazione di possibile contatto tra pari, tra ragazzi della stessa età che parlano lingue diverse ma che apprendono ognuno la lingua dell'altro. Allora, in questa fase abbiamo una sfera d'azione che è più linguistica e che prevede una preparazione all'incontro virtuale linguistico, cercando di prevedere quali frasi, quali scambi comunicativi sono necessari, per cui i ragazzi si orientano verso la preparazione appunto di una piccolissima conversazione a seconda dei livelli linguistici. Poi c'è una sfera d'azione comportamentale, perché il contatto prevede una visione dell'altro, il contatto virtuale, poi anche quello dal vero, e quindi il mio modo di comportarmi andrà sicuramente ad influenzare chi riceve la mia immagine, chi riceve il mio contatto. E poi c'è tutta una riflessione su cosa coinvolga il contatto, l'andare a contattare qualcuno di nuovo dal punto di vista proprio emotivo, dal punto di vista delle aspettative, come mi aspetto che siano queste persone che devo ancora conoscere o come si aspettano loro che io sia. Il tipo di attività tipico di questa fase sono le discussioni in classe, sono lezioni tematiche e la pratica di strutture comunicative, appunto, come si diceva.
La lingua che viene usata in questa fase è, per quanto riguarda la riflessione, la lingua di scolarizzazione o la lingua madre. Invece per la preparazione all'incontro virtuale, cioè alla videoconferenza, vengono appunto praticate le strutture comunicative nella lingua che imparo, che è o lingua seconda o lingua straniera, a seconda della situazione. Le materie che possono essere coinvolte sono sia le materie specifiche di insegnamento della lingua di confine che materie linguistiche in generale. Anzi abbiamo visto negli anni che più insegnanti coinvolge, più discipline coinvolge, più il progetto diventa efficace, ecco, c'è più apprendimento e più coinvolgimento della scuola. La seconda fase riguarda l'incontro virtuale vero e proprio e appunto si manifesta attraverso una videochiamata, solitamente si usa semplicemente il programma Skype, ma adesso ce ne sono svariati, sono tutte app gratuite, non serve avere chissà quale strumentazione per le videoconferenze. La sfera d'azione di nuovo è molto sensoriale, infatti l'obiettivo di questa videochiamata è più che linguistico, è un incontro con l'altro dal punto di vista proprio della sua immagine, cercare di creare un'immagine dell'altruità che ci accompagnerà poi in tutte le fasi dell'unità di apprendimento, ovvero del modulo di didattica. I ragazzi imparano a guardare, imparano a vedersi, ad ascoltare, imparano anche a parlare in modo da essere capiti e sicuramente i ragazzi si mettono alla prova in modo importante e molto emozionante. Ecco, in questa fase di incontro virtuale, dopo la videochiamata, segue subito una sessione chat perché i ragazzi, dopo che hanno comunicato nella videoconferenza con coppie di ragazzi dell'altra scuola, hanno il compito di scambiarsi subito delle informazioni gli uni sugli altri e così in qualche modo c'è anche la possibilità di mettere alla prova l'abilità di scrittura. La lingua, queste videoconferenze sono così strutturate che i ragazzi cercano di mettersi alla prova nella lingua dell'altro. Chi risponde può scegliere di rispondere nella lingua input o anche nella propria lingua, in una situazione così in qualche modo di intercomprensione che però non è la finalità della didattica del contatto. La finalità della didattica del contatto è proprio imparare, essere motivati ad imparare la lingua dell'altro. Però chiaramente, siccome il contatto autentico è molto complesso, non si proibisce ai ragazzi di parlare una lingua piuttosto di un'altra, di non parlarla in qualche modo, per cui si devono sentire liberi di usare la lingua che in quel momento si sentono di poter parlare. E fino adesso i risultati sono stati molto positivi, nel senso che tutti i ragazzi si mettono in gioco senza essere obbligati a farlo. Nella terza fase è molto importante perché è la fase di riflessione sulla prima esperienza di contatto, che è quella virtuale. E quindi in questa fase i ragazzi sono invitati a fare delle riflessioni scritte attraverso uno strumento che vedremo in un'altra puntata dedicata agli strumenti di questa didattica, che è l'autobiografia dell'incontro transfrontaliero. E i ragazzi hanno delle domande guida e possono completare questo diario sia singolarmente che con qualche compagno. Sicuramente le risposte vengono poi discusse in classe perché si porti tutto a un livello così di comunità, una riflessione collettiva sull'esperienza. Per la riflessione la lingua indicata è quella di scolarizzazione. Chiaramente se ci fosse un livello molto alto di lingua si potrebbe azzardare qualche momento di riflessione in lingua 2 o lingua straniera. Ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è proprio consapevolizzare, rendersi conto di cosa è successo e anche andare a verificare delle difficoltà. E si è visto, i ragazzi vedono che esprimere le proprie perplessità porta così a scoprire che tutto sommato le difficoltà sono state simili un po' per tutti e questo è molto incoraggiante.
Usare la lingua in questa situazione vuol dire che questa volta i ragazzi hanno di solito il compito di preparare un testo, qualcosa che riguarda l'esperienza virtuale nella lingua di apprendimento, e quindi l'esposizione di questo testo, che può essere orale ma anche semplicemente un testo scritto, ecco, la preparazione è la finalità di questa preparazione è quella poi di essere in qualche modo corretti dall'insegnante e andare a costruire più tecnicamente la conoscenza della lingua, in questo caso non per motivi comunicativi ma proprio per motivi di apprendimento, anche di strutture. La quarta fase si torna a sensibilizzare attraverso di nuovo discussioni o lezioni tematiche sull'incontro dal vero. Questa volta i ragazzi un gruppo andrà a trovare l'altro e quindi si dovrà cercare di stimolare nei ragazzi l'immaginarsi come sia questa scuola, quali attività possono caratterizzare questa giornata di incontro, quelle più utili per la lingua, quelle per la socializzazione. Ed è un momento così di grande creatività da parte dei ragazzi, che di solito hanno molte proposte. Di nuovo si va molto a lavorare sulle aspettative che poi si cerca che non siano in qualche modo disattese, ma si prepara anche a questo, perché proprio l'incontro interculturale è caratterizzato da molte situazioni di non comprensione l'uno dell'altro, di cui si vuole rendere i ragazzi più consapevoli e così creare degli strumenti per poter affrontare questi momenti di poca comprensione. La lingua in questa fase è di nuovo la lingua di scolarizzazione, quindi non la lingua che vado ad imparare, però è previsto anche un momento in cui i ragazzi raccolgono da soli quelle domande, quelle strutture che secondo loro potranno essere utili nell'incontro. Ecco, la preparazione linguistica invece vera e propria, quella legata alla tematica dell'incontro, per cui l'insegnante chiederà di completare delle attività per poter migliorare l'apprendimento soprattutto del lessico riguardante quella tematica. L'incontro dal vivo, come stavo dicendo, è un incontro tematico, per cui tutte le attività gireranno attorno a delle situazioni, uno sfondo integratore praticamente. Non so, negli anni abbiamo avuto la tematica della comunicazione, un anno la tematica riguardante il futuro di questi ragazzi. Nello specifico per questo progetto Educa 2 la tematica è stata la tematica ecologica, ovvero come trattano le problematiche ecologiche le varie scuole. L'incontro dal vivo prevede una serie di attività pensate che alternino sia momenti di svago che momenti di intenso lavoro tra i ragazzi, e chiaramente vanno a coinvolgere tutte le sfere, da quelle emotive, quella linguistica, alla socializzazione, alla civica, una sfera sensoriale e cognitiva, perché c'è molto lavoro di problem solving. Le attività tipiche degli incontri sono drammatizzazioni, tour della scuola, scritture creative, anche la possibilità di fare dei podcasting o appunto attività di gioco e di sport, e anche negli anni abbiamo aumentato la presenza di giochi digitali, sempre fatti in piccoli gruppi misti in cui i ragazzi collaborano. Qui viene messo in gioco tutto quello che un ragazzo può saper parlare, quindi l'obiettivo è cercare di parlare il più possibile la lingua che sto apprendendo, ma poi ci si può aiutare in tutti i modi, anche con i gesti che hanno scoperto i ragazzi. E queste giornate e questi incontri durano solitamente una mattinata, e in alcuni casi, quando gli insegnanti hanno la possibilità di allungare il proprio orario, possono anche coinvolgere un'intera giornata, ma allora la seconda parte viene più dedicata alla scoperta del territorio e il lavoro vero e proprio in classe è concentrato nel mattino. L'ultima fase è quella che riguarda la riflessione. Di nuovo i ragazzi, tornando a casa o
quando i nostri ospiti sono tornati nella loro scuola, si ricomincia a riflettere su cosa è successo, su quale struttura hanno potuto consolidare o cosa di nuovo hanno imparato e soprattutto cosa ha significato per loro questo momento di contatto. E ricordo che in tutte queste fasi i ragazzi avevano il dovere di contattarsi tra di loro attraverso i social networks o le mail, anche per poter risolvere dei compiti didattici che gli insegnanti da loro da poter risolvere in Twinning.